e questo implica che tutte le responsabilità, gioie e dolori ricadono sui sindaci, e pensare che un evento come quello di Preone ti porta ad avere una responsabilità così grande forse deve essere anche motivo di riflessione del perché non troviamo dei sindaci o dei ragazzi che hanno voglia di impegnarsi. Io credo che tutti noi, cioè difficilmente penso ci possa essere un sindaco che non voglia fare gli interessi della propria comunità o non cerchi di fare gli interessi del proprio territorio. Per cui pensare di trovare un collega in tribunale giudicato per aver fatto il suo lavoro, io lo trovo onestamente svilente per la professione di sindaco. Quella di Preone secondo me è una cosa che è stata eclatante, e c'è stato proprio tutto un movimento da parte dei volontari, dei coordinatori e dei sindaci, che ci siamo veramente mossi insieme alla Protezione Civile regionale, all'assessore, al direttore, ed c'è stato proprio questo movimento che ha portato a cambiare, diciamo, quella legge che ci vedeva proprio come datori di lavoro. Però dobbiamo capire che si interviene, come nel caso era luglio del 2023, ricordiamo tutti quello che c'è stato in quel mese, gli eventi atmosferici eccezionali, quello anche di Mortegliano, e perciò si agisce in questi momenti, in questi termini, perciò le squadre escono in questi contesti e diciamo, non si riesce a sempre avere diciamo, il controllo e la visione di tutto.